Ha riscosso molto interesse l'arrivo a Padova di Epatite B il Tour, campagna informativa e di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dell'epatite virale di tipo B. 2 camper, 9 regioni, 26 città italiane. Questi i numeri del tour di sensibilizzazione, che offre non solo materiale informativo, ma anche la possibilità di parlare direttamente con medici specialistici della propria città, a disposizione per risolvere dubbi e quesiti. Abbiamo avuto anche delle persone che addirittura ci hanno ringraziato, specialmente stranieri che abbiamo trovato l'anno scorso e che così abbiamo spiegato la malattia e poi sono andati a un centro specialistico e lì poi hanno fatto questi trattamenti e quindi sono stati contenti, ecco, di questo, non solo di aggancio ma anche di aver fatto un trattamento dunque medico, di essere seguiti. L'epatite B è una malattia virale che si trasmette attraverso contatto con sangue o liquidi organici di una persona infetta e può essere di tipo acuto o cronico. I sintomi sono difficilmente identificabili o addirittura assenti, ma le conseguenze possono essere importanti. Spesso le persone o non sanno di averla oppure lo sottovalutano. Invece è una malattia che può dare delle complicanze dunque serie, quali cirrosi e tumori al fegato. Come prevenire l'epatite B, evitando le situazioni a rischio infezione o grazie al vaccino, e come curarla o convivere con la forma cronica. Queste e molte altre informazioni sono a disposizione di tutti grazie alla campagna informativa, che continua anche su internet all'indirizzo www.epatiteb.info.